Purtroppo anche ieri sera altra rissa qui a Mogliano, proprio in piazza. Queste risse, queste colluttazioni non devono assolutamente avvenire e non possiamo accettarle. Notte di violenza nel centro di Mogliano Veneto. Il primo episodio si è verificato poco distante da Piazza Caduti, dove un ragazzo egiziano di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito da un gruppo di persone. È stato lui a dare l'allarme. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Treviso con ferite giudicate guaribili in alcuni giorni. Gli aggressori, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbero un moldavo di 34 anni, un albanese di 32 e due donne italiane di 25 e 28 anni, tutti in evidente stato di alterazione alcolica. Pochi minuti dopo, lo stesso gruppo si è spostato in Piazza Caduti, dove è scoppiata una seconda rissa, questa volta con una cittadina cubana di 38 anni e un italiano di 67. Anche loro hanno riportato lesioni lievi e insieme agli altri partecipanti sono stati denunciati a piede libero per rissa. Un nuovo episodio che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza a Mogliano Veneto. Guarda caso anche questa volta sono coinvolti degli stranieri e residenti qui a Mogliano. Fortunatamente le forze dell'ordine sono intervenute subito. Dopo le mie richieste c'è stato un potenziamento qui a Mogliano, il numero di pattuglie è aumentato. Secondo il racconto di un testimone, gli scontri sarebbero proseguiti anche dopo l'arrivo della prima pattuglia dei carabinieri. La situazione sarebbe stata talmente concitata da rendere necessario l'invio di ulteriori militari per riportare la calma. C'erano due ragazze che hanno cominciato a battibeccare e passando una pattuglia dei carabinieri, una delle due la ferma. In quelle sono intervenuti anche due uomini, uno di questi aveva anche un cane e da lì è partita la rissa con i carabinieri presenti. Però poi i carabinieri hanno chiamato delle altre pattuglie. Sono arrivate delle altre pattuglie e gli si è tranquillizzata la vicenda. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona saranno ora analizzate per chiarire nel dettaglio quanto accaduto e accertare le singole responsabilità.